Benvenuti a tutti, mi è stato chiesto di fare il saluto come parrocchia, ovviamente, come parroco di Sedilo. Saluto e ringrazio l'associazione Lady Pietro Casu per Verchilla, per questa presenza e per questa manifestazione, ovviamente organizzata in collaborazione con la Proloco. La scelta di questo luogo, la parrocchia è impegnata in questi giorni con la novena di Natale, quindi anche per questioni logistiche di spostamento, finire la novena e arrivare voi, eccetera, abbiamo optato per questa soluzione. Penso di aver fatto comunque cosa gradita, anche perché siamo riusciti a stemperarla, essendo un pochettino più piccola. Spero che sia una bella serata. Come dicevo prima, sono i canti della nostra tradizione, si conoscono in tutti i paesi di Sardegna, si cantano in questo periodo, ovviamente in modo particolare, e un po' tutti li conosciamo, quindi ecco, è bene come dire, entrarci in questa atmosfera del Natale, ecco, proprio con il suono di chi diciamo ha scritto tutto questo e ce lo sta tramandando e lo sta conservando, ecco, ed è bene sempre ricordarci di questo. Quindi grazie a voi, cedo subito la parola al Presidente della Proloco, perché poi sono loro i principali artefici di questo momento. Buona serata a tutti. Buonasera e benvenuti a tutti voi, in modo particolare un benvenuto ai nostri carissimi ospiti, un ringraziamento particolare ai nostri graditissimi ospiti che provengono da Berchidda, un comune col quale la nostra comunità ha avuto sempre dei rapporti abbastanza cordiali e interessanti. E abbiamo pensato quest'anno di dedicare al Sacro Natale questa serata, dando così risalto a quello che il parroco Pietro Casu nel secolo scorso ha creato con la sua intelligenza, con la sua capacità di dedicare la propria vita e la propria intelligenza a questo particolare momento, oltre a tutto l'altro che ha fatto. E quindi noi abbiamo pensato proprio che fosse una cosa molto particolare e molto gradita dalla nostra comunità. Credo che stasera noi andremo a casa arricchiti nel nostro cuore, nella nostra mente. Onestamente, io adesso, mentre sentivo voi cantare, mi este artigiato sapete, non scoprite, ma veramente l'ho sentito dentro il mio cuore, nell'intimo del mio cuore, mi ha fatto un immenso piacere, ero quasi come si narra, lo vago addormentato, lo vago, perché mi ha colpito moltissimo, quindi vi auguro a tutti voi di seguire con molta attenzione i cori che proseguiranno e poi di ascoltare esattamente le riflessioni che farà Bastianina e che farà Gianni sull'attività e sui rapporti che Pietro Casu ha saputo creare anche con la nostra comunità in diversi paesi. Si soffermerà un po'. Io adesso finisco e chiamo qui a dare il saluto al vice sindaco che è presente, perché il sindaco non è potuto arrivare, e ringraziarvi anche in modo particolare Don Maurizio
il Comune per l'aiuto e la collaborazione che sempre danno per le nostre organizzazioni. Grazie al maestro, ai coristi, siete numerosi, molto belli da vedere. Poi quale momento più magico che il Natale per riassaporare i veri sentimenti, quelli che immagino voi siete portatori, pace, speranza, amicizia, insomma tutti i bei sentimenti. Poi mi permetto di dirlo prima di tutto a me stessa, dovremmo riappropriarcene un po' tutti i giorni dell'anno. Poi il Natale siamo tutti più buoni, è sempre così, però veramente un augurio di cuore a tutti, perché questi sentimenti possiamo viverli tutti i giorni. E poi il sardo, le canzoni, i canti natalizi in sardo sono meravigliosi, come diceva bene Pietro, anche a me è venuta un po' la pelle d'oca, perché mi ricorda un po' quando ero bambina, quando frequentavo un pochino di più la chiesa forse, cantavo insomma tutti questi i canti che immagino ci farete sentire. Comunque grazie di nuovo per essere qua, porto i saluti, non l'ho detto, di tutta l'amministrazione. Il sindaco si scusa, ma ha avuto un impegno familiare urgente, non può essere qua. Comunque grazie ancora di nuovo. Buonasera a tutti, eu vedo in saldo. Cara Zoelida, assumese che ha presentato il voto, eu credo che lo presentai a tu e come. Stasera però innanzi vos presentiamo su loro e ha cantato. Su direttore ha una cultura non solo come te professore in scuola, ma pure una cultura religiosa che nos ha trasmesso in sageggia. Non solo babbai, noi li veniamo il babbai a Pietro Casu, il babbo di tutte le anime, ma anche abbiamo avuto la fortuna di avere delle persone che hanno frequentato il seminario e che poi con la loro preparazione sono stati capaci di preparare anche la nostra comunità. E io davvero ringrazio professor Tore Nietu e ringrazio il coro di cuore, perché ormai stiamo girando in tutta la Sardegna dal 2011 questo coro, che prima era soltanto un coro parrocchiale e che quindi accompagnava tutte le funzioni, naturalmente senza scopo di lucro, servendo sempre con molta disponibilità. Dal 2011 ci è stato proposto dalla TV di Videolina, Ottavio Nietu, di presentare una canzone di Pietro Casu. E io ho detto: ma come? Volete fare un CD con una canzone di Pietro Casu? Ne facciamo almeno 7. Allora si conoscevano solo 7 e quindi queste 7 canzoni sono state recuperate e grazie a Dio sono riuscita, come associazione poi Pietro Casu, perché mia mamma era la nipote, io sono la pronipote, a fare delle ricerche per cercare di cantare come si cantava davvero una volta, perché penso che lo sappiate, il periodo del fascismo, questi canti in sardo sono stati un po' proibiti, come è stata proibita la poesia, e quindi erano andati un po' persi. Ma io come insegnante di scuola elementare ero interessata a trasmettere ai ragazzi e quindi dopo una bella ricerca e aver ascoltato queste circoline quell'anno che hanno iniziato a cantare, nel 27 ho trasmesso naturalmente al coro, ecco, non solo
abbiamo restituito a Pietro Casu la paternità dei testi, perché tutti dicevano canti della tradizione. Sì, è vero, fanno solo della tradizione, ma se lo sa di scritto Pedro Casu, proite non lo dimunare che lo sa di scritto Pedro Casu, e se lo sa da musicato, satero Babaiasu di Ottieri, Agostino Sanna, proite non lo namusu, e se voi gamba lo sa da armonizzato, proite non lo deviamo narrare. È una storia bella meda. Quindi lo stugoro e lo devo Lucrezio Meda e lo ringrazio di loro che non solo, ecco, andato sul lumine del sugoro, ma voi hanno imparato, come avete inteso, sas cantones con sas paraula giustas, che è importante meda, e poi con sa musica proprio che vi dando, è importante scusso, che noi quando intendete fare questa gente, se non fai da certe parole, come la gente sconnota ai voi, poi danno un po' fastidio. A noi non dà fastidio quando intendiamo un po' bistrascende il sugoro, come noi si non la schiamo cantare. Invece è bello alla schiere cantare, come sono state iscrittas, che abbiamo acciappato proprio sas originale di noi. E a Sugoro vi levo questo prezzo, a Sugoro e a suo presidente. Grazie. Mentre loro si posizionano, quindi eseguiranno Candennato Gesù in sa grutta, poi andremo a Sagruta, andremo tutta a Sagruta su Mattessi che è cantato iscritto per questa piseddina, e ho posca vi ho salutando su spisellos che sono stasera e lo ringrazio. Casi non seguimos con sos pisellos e con sos pisellas, sa tradizione moridi, quindi si deve incoraggiare quando si in creaturas e piseddina che il kende proprio dello saggiuare a cantare si storia, che è storia che noi sì, veramente apprendiamo cosa bella almeda, nos hanno imparato solmannos. E poi Sadelsa che cantano è in Sanote Profunda, che è una delle più belle delle cantone che ha scritto Babai.
Gloria in excelsis
vorrei dare le spalle ai bravissimi interpreti del coro, penso che l'importante è che si sente. Ringrazio anch'io intanto l'associazione Eredi Pietro Casu, che è rappresentata anche dalla Presidente Marcellina Calvia, e il coro polifonico Pietro Casu per aver aderito al nostro invito, Don Maurizio De Martis per aver ospitato tutti noi nella chiesa di Santa Croce, e la Prologo, di cui sono semplicemente un socio, per aver organizzato l'evento che, ci tengo a dirlo, è solo l'ultimo di una serie di eventi culturali che sono stati negli ultimi anni sempre tesi alla conservazione e alla diffusione della cultura sarda. Qualcuno si sarà chiesto come mai la Prologo di Sedilo negli ultimi tempi si è occupata particolarmente della figura e dell'opera di Pietro Casu. Io dico Bastianina che i motivi sono due. Intanto, anche se è un po' insidioso, che io non berchidesi parli di Pietro Casu davanti a tanti berchidesi che potrebbero correggermi, tu per prima. Intanto perché stiamo parlando di uno dei più illustri intellettuali sardi della prima metà del Novecento. Uno scrittore eclettico e raffinato, autore di 10 romanzi scritti tutti in gioventù, di cui forse qualcuno conosce Notte Sarda, Aurora Sarda. Sono romanzi che nei primi anni della pubblicazione sono stati conosciuti e letti in Sardegna molto più dei libri di Grazia Deledda. E con Grazia Deledda, di cui Pietro Casu era contemporaneo, ebbe diverse collaborazioni e anche alcune incomprensioni, al punto che in considerazione anche delle recensioni non sempre favorevoli di letterati e talvolta anche di ecclesiastici, il vostro illustre compaesano Pietro Casu alla fine degli anni '20 maturò il proposito di abbandonare la narrativa in italiano per dedicarsi al componimento in lingua sarda, che era una sua grande passione, sfruttando così la sua grandissima capacità di versificazione. Tutti gli appassionati di poesia sarda che gravitano attorno alla Prologo conoscono Pietro Casu come poeta in lingua sarda. Oggi forse qualcuno ha preso che non fu soltanto poeta in lingua sarda. Da quando iniziò, dalla fine degli anni '20, a dedicarsi alla lingua sarda, fu sempre animato da un proposito, che era quello di dimostrare che la lingua sarda ha una ricchezza e una varietà lessicale tale da poter essere impiegata in tutti i contesti, anche per dare conveniente veste letteraria alle opere di grandissima rilevanza. Cosa fece per dimostrare questo? Tradusse, pensate, in soli 3 mesi la Divina Commedia di Dante in lingua logudorese. 100 canti, un canto ogni sera in 100 giorni. Tradusse la Divina Commedia in lingua logudorese rispettando il piano della metrica di Dante. Tradusse anche altre liriche di Leopardi, di Foscolo. Poi, molto importante da sottolineare, secondo me, scrisse tantissime prediche che lui ovviamente recitava, e questa è la prima attestazione in Sardegna dell'impiego della lingua sarda nella prosa. Queste prediche furono conosciutissime in tutti i paesi della Sardegna, ma soprattutto l'opera per cui secondo me è più giusto ricordarlo, scrisse il più grande vocabolario sardo-italiano mai esistito, il terzo. Prima erano stati pubblicati quello dello Spano, quello del Wagner, a cui lui aveva collaborato. Pensate, un vocabolario a cui lavorò per tantissimi anni della sua vita, pubblicato purtroppo per lui 15 anni, 13 anni, pubblicato postumo. Pensate di circa quanti vocaboli Bastianina? 54.000 volti. 54.000 vocaboli, pensate che opera maestosa. L'altra ragione a cui accennavo, per la quale la Prologo di Sedilo ultimamente si è occupata della figura e dell'opera di Pietro Casu, è rappresentata dal fatto che questo grandissimo storico ebbe rapporti di frequentazione costanti con la comunità di Sedilo, che si manifestano fondamentalmente in 2 circostanze. Intanto, lo abbiamo visto occupandoci di poesia sarda, lui intrattenne lunghe corrispondenze epistolari con almeno 2 poeti sedilesi, con il poeta sedilese forse più grande che abbiamo avuto, che è Giovanni Tanda, di cui la Prologo ha pubblicato una raccolta delle opere,
Anche in quel libro c'è riportato un sonetto che Giovanni Tanda inviò a Pietro Casu, quindi sappiamo che erano in corrispondenza epistolare, ma Pietro Casu era in corrispondenza epistolare con un altro poeta sedilese che è il dottor Mario Zonchello, il padre di Lerio Zonchello, che fu medico condotto a Sedilo. C'è una poesia scritta da Pietro Casu il 25 luglio del 1945 in seguito ad una sua visita a Sedilo nei giorni della festa di San Costantino. Lui fu a Sedilo il 6-7 luglio del 45, in cui l'area si svolse, nonostante la guerra fosse appena terminata. Venne qua per le sue prediche in sardo, per recitare le sue prediche in sardo. Tornato a Berchida, pochi giorni dopo, appunto il 25 luglio, scrisse una lettera, una poesia, attraverso una lettera, e la inviò a Mario Zonchello perché voleva testimoniare al suo amico che era rimasto colpito dalla festa di San Costantino. Pensate, i primi versi che sono celebri sono questi: Mario Zonchello, Mario, Savadada Isione, desa festa de Santo Costantino, oasi de Sardegna in passione. Definisce la corte di San Costantino un'oasi della Sardegna in passione, oasi de Sardegna in passione, m'è restata imprimita in coro e insigne, che una de sarraras cosas bellas capuitis apostolico bambino. Quindi Pietro Casu in sostanza racconta in versi che in tutto il suo ricchissimo percorso spirituale riteneva la festa di San Costantino, per la sua ricchezza e varietà delle manifestazioni popolari, della pietà popolare, penso che si riferisse all'offerta degli ex voto, ai pellegrinaggi a piedi, al pane dei poveri, ecco, una delle esperienze fondamentali nell'ambito del suo percorso spirituale. L'altra grandissima e più rilevante, secondo me, occasione in cui Pietro Casu manifesta la vicinanza e il legame con la comunità di Sedilo è questo romanzo. Bastianini dice meglio dire questa novella. Sì, perché poi dopo lo dico io. Piuttosto una novella. Questo libro è stato pubblicato da Pietro Casu nel 1921 da Buffetti a Roma, e a noi dispiaceva, ne abbiamo parlato con Pietro, con i componenti del direttivo, che ci fosse un romanzo, veramente sono 3 i romanzi dedicati alla festa di San Costantino. Dei 3 esistenti, solo uno, La Tanca Fiorita di Giovanni Antonio Mura, era disponibile, ma gli altri 2, Il Voto di Pietro Casu, il primo ad essere stato pubblicato, e Contro il Destino, scritto dal nostro compaesano Pasquale Meloni, non erano più disponibili. Pertanto abbiamo deciso di chiedere un contributo alla Regione Sardegna, che fortunatamente è stato concesso, per riportare alla luce questi libri purtroppo introvabili e al contempo realizzare anche una pubblicazione delle fonti sulla festa di San Costantino. Siamo fortunatamente riusciti a farlo, siamo andati a Berchida, abbiamo contattato Castagnina Calvia presso l'associazione di Pietro Casu. Anche a Berchida era difficile trovare una copia del voto, ce lo ha prestato la biblioteca monastica dell'abbazia di San Pietro di Sorres, e fortunatamente siamo riusciti a riportare in vita questo volume. Questo è quanto volevo ricordare per attestare il legame di Pietro Casu con la nostra comunità. Grazie. Ora il coro vi presenterà Notte de Ghelu, che forse è la più conosciuta delle cioè, scusami, però siccome nella triade tu la preferita. Notte de Ghelu, che hanno già cantato all'inizio, è il canto e la canzone più nota in tutta la Sardegna. Addirittura la Proloco di Berchida ha scelto questa Notte de Ghelu, questo canto, questa pastorale, per fare i presepi rionali nel nostro paese. Berchida è diventato il paese dei presepi grazie a questa bellissima canzone di Natale, che veramente, secondo me, proprio la più conosciuta, nel senso che è la più allegra, è piena di festa, un po' come festa dell'Abbia per voi. Per noi Notte de Ghelu significa un canto di festa. E poi canteranno anche Due Sposos a Sculigano
Adesso c'è il sostegno di colore. No, perché ci ha trasmesso un voluto note del game. Qui ci ha sbagliato. E quindi adesso finite. A sostegno di colore, scorso, dosi sposo. Bene, io però voglio aggiungere soltanto una cosa. A cosa benissimo. Voglio dire una cosa per Sedilo. Io ero molto commossa e lo sono tuttora, pensando al luogo in cui sarei venuta. A Sedilo, come diceva padre Manzella, non si viene per chiedere le grazie, ma per ringraziare. E noi stasera tutti siamo venuti per ringraziare. Volevamo anche cantare nella chiesa di San Costantino proprio, però l'accoglienza che ci state dando già fa parte di questa accoglienza molto bella, di questa Sedilo che io voglio chiamare, visto che c'è questa Betlemme, Sedilo Saida de Subane. Commente Betlemme che rinare la città del pane, ma Sedilo assugamos inteso mento vende ha consolato tutti i poveretti questa Sardegna. Non lo dico io, lo dice Pietro Casu in questa bellissima, ecco, che a me è rimasta impressa anche a me, imprimita in Sugoro, questa bontà di questo paese che, ecco, accorrevano 20.000, 30.000 persone, immaginate, poveroso, topposo, cegoso, suldoso, tutto venì e issoso in donzi dopo preparaian questa scolvola il man di Subane prorezzire. E poi veramente lo stavo dicendo anche a come si chiama il nostro presidente della Proloco, proprio ci deve chi ha consolato il Sedilo, lo spoverito del Saderla, è perché su tempo è scambiato uomo, però innanzi devi pensare tutto questo sacrificio che va a sa gente provvedere a questo santo Costantino, lo che vinse in macchina del gomo, a pe, questo sacrificio provvedere a questo luogo santo, e noi veramente, ecco, lo dobbiamo onorare, gli storramos con questo scantio. Grazie a me da ora a voi scuolo.
Che
Gesù armonia. Allora, siamo arrivati alla conclusione dei canti. Il coro eseguirà il Tescus Armonia, che è pochissimo conosciuta. Non penso che voi l'abbiate mai sentita, il Tescus Armonia, perché è molto difficile anche come esecuzione, però bellissima anche come parole e il significato. È un coro di angeli che parla. Oggi sempre. E poi la Schiudezza in Sagapanna è molto semplice, perché lui alterna la semplicità proprio della realtà sarda, dei pastori, delle pecore, degli angeli, ecco, poi della fede. Avete sentito Naram Promore Deu? Quante volte abbiamo sentito le nostre mamme con questa espressione, sia tottu promore Deu, cioè prendevano la vita sempre perché ci credevano e avevano fede, molto di più di quanto ne abbiamo noi oggi, che ascoltiamo tante parole e non le mettiamo in pratica. Ma loro ne bastava una, anche l'altra che mi commuove molto, è insisetto e Deo sempre. E quest'anno che siamo nell'anno della speranza, insisetto e Deo voleva dire che sa provvidenzia su Signore ne ha più a dare che non data, cioè c'era l'attesa, ma della sofferenza che si pativa, però c'era anche la speranza sempre dell'aiuto di Dio. Davvero questi canti ci dovrebbero insegnare tante cose e dobbiamo ringraziare davvero. Io ho ringraziato il coro, ma devo ringraziare soprattutto Pietro Casu, che come appunto ha detto, ben detto, ti ringrazio tanto Gianni di questa bella presentazione che hai fatto, e anche il presidente della Proloco e anche Don Maurizio per tutte le parole che avete avuto, perché veramente, se ci penso io, questo personaggio, pensate che, forse non lo sapete, ma quando nel 1900 è arrivato in Sardegna Padre Manzella era a Sassari alle missioni, e a quei tempi preparava i sacerdoti che dovevano diventare quell'anno sacerdote. Però immaginatevi, un continentale non sapeva una parola in sardo. Come facevano a portarsi? Come mai poi Padre Manzella è morto con tutta questa santità? Chi gli hanno messo vicino nella casa appunto delle missioni? A Babai, a Pietro Casu. E io ho trovato un foglio con scritto dietro una lettera che gli aveva mandato il sacerdote di Silì, che voleva come voi una predica, voi avete voluto i canti. Questo di Silì voleva una predica e lui dietro ci ha scritto come conobbi Padre Manzella, appunto che quando lui preparava gli esercizi per questi nuovi sacerdoti, Padre Manzella aveva detto loro che aveva letto la Bibbia 8 volte. Immaginatevi, quindi loro hanno capito di che santità era quest'uomo. È una cosa commovente solo. E poi, siccome appunto Padre Manzella andava, vi ricordate, cioè penso che lo conosciate, come andava con una campana, fatta solo a campagna a preguntare se vai a gente da confessare, se vai a gente malaida. Come faceva a parlare? Pietro Casu ha scritto, lui ha detto, l'ho trovato lo stesso dove ho trovato questa precisazione, che non era un romanzo ma una novella, scritto per novella, e Buffetti gliel'ha cambiato in novella, cioè in romanzo, e poi che ne dare manco un franco, perché lui faceva tutto gratis et amore Dei. Ecco, e la stessa cosa per Padre Manzella, gli ha preparato come la sua consuetudine. Pensate, anche le pregas, è una cosa molto interessante, se volete venite a Berchida oppure andate all'archivio di Stato e vedete come allora non c'era la carta,
lei ad un voglio protocollo, lo dividia di imbattolo, bibonia su babino di strazio a comelittina, lugosiada e biscria su dito le sabrega e poi iscria seghi vaginetta, tutti in saldo. Casazente non gli schia di italiano. Nel 1900, fino al 1950 la scuola non era obbligatoria, la scuola media è cominciata negli anni 60, fino ai programmi del 55, io li ho studiati, non era obbligatorio andare a scuola, la gente mi dice, tutta fai tutto in saldo, e quindi la gente, come te vi contenta quando andai a che bevi sa sbrega, da chi preguntai a questa gente anziana, come te sa brega? In saldo o in italiano? Se siete in saldo biando, lo comprendo, se siete in italiano non biando. Quindi potete immaginare, ecco, per padre Manzella ho fatto una specie, lui dice, di scartafaccio, dove non si è mai trovato questo scartafaccio, però con scritte tutte le frasi che lui doveva dire in sardo quando andava nelle famiglie che non lo capivano. Quindi già da quello, voglio dire, questo sacerdote quanto ha dato alla famiglia, proprio in tutta la vita che ha visitato. Ecco, poi come sono nate queste cose che mi hai detto? Sono nati nel 1927, la sera prima della novena di Natale, è arrivato a Berchida il viceparroco Agostino Sanna, giovanissimo, che però era molto bravo a suonare e a preparare dei cori. Addirittura aveva preparato dei cori con 8 voci a Sassari alla chiesa di San Giuseppe. Allora si facevano proprio queste corali grandissime perché era l'unica, la chiesa allora veramente tutti frequentavano e quindi c'erano molte presenze, ecco. Quando è venuta Berchida, che appunto sapeva la tradizione che c'era già, perché Babai aveva già fatto, era tra i promotori della banda musicale, quindi Berchida paese già molto conosciuto non solo per Babai Gasu, ma anche per la civiltà che c'era in questo paese. Lui addirittura ha fatto il primo asilo parrocchiale e il re gli ha dato la croce di Cavaliere d'Italia, quindi il primo cinema nel suo cortile, l'asilo nella sua casa, insomma era un personaggio davvero particolare. E quando Agostino Sanna la sera del prima del novembre gli chiese di scrivere una poesia sarda, perché lui la voleva musicare in musica sarda. Ecco come sono nate queste canzoni, sono nate proprio seguendo la musica sarda. Soprattutto, per esempio, lui nomina Agostino Sanna quando parla di questi canti, ha cercato sempre la musica tradizionale e nomina soprattutto la Sudraggio e Bosa e Sudraggio Nuoresu, che erano proprio il cuore di questi canti tradizionali. E quindi ecco perché sono arrivati fino adesso. Adesso fra 2 anni compiono 100 anni le canzoni. È una delle nostre, diciamo, ricchezze, ma non solo di Berchida, di tutta la Sardegna. Ecco, siamo orgogliosi noi di poterle presentare con la bravura di questo nostro coro. Grazie davvero. Due parole prima di chiudere con gli ultimi 2 canti. 2 parole proprio perché credo che ci siamo già espressi col cuore attraverso questi canti e vorrei ringraziare prima di tutto la vostra presenza qui, ringraziare Don Maurizio, la Prolocco, il signor Gianni, Bastianina è dato per scontato. E poi ringrazio ovviamente i miei coristi, dicendo anche una cosa, che il complimento più grande che io ho avuto stasera, e mi commuovo anche, è quello di Pietro, il presidente della Prolocco, quando ha detto apposerà Salturno, noi diciamo Salturno. Allora, Salturno viene provocato o da qualcosa di brutto o da qualcosa di bello. Ecco, per me, credimi, ti do il tuo,
è stato il più bel complimento, non abbiamo bisogno di altre grazie. Questo è stato il più bel complimento ricevuto stasera. We